A 48 ore dal maltempo che ha devastato il litorale, a Cavallino Treporti si lavora a ritmo incessante per tornare alla normalità. Il conto dei danni sale sempre di più. Da Enego a Cortina fino al litorale, 3 disastri in 2 mesi in Veneto, milioni di danni e dossier delle amministrazioni per ottenere i risarcimenti. I volumi di traffico non copriranno mai i costi, a pagare la pedemontana saranno i cittadini veneti, lo sostiene il Codacons, ricorso al TAR ed esposto alla Corte dei Conti. 31enne di Quarto d'Altino arrestata per estorsione, avrebbe scattato foto compromettenti a un anziano che poi avrebbe ricattato, denunciata anche la sorella della donna. Momenti di paura all'alba a Padova per l'equipaggio di una mongolfiera in difficoltà, atterraggio d'emergenza, tutti salvi per miracolo. Coppia di turisti cinesi sale sul treno diretto da Padova a Roma dimenticando sui binari i figli di 6 e 9 anni, bimbi recuperati dalla Polfer. Oggi alle 16 a Fossò i funerali di Aurora Maniero, la bimba di 8 anni morta dopo una lunga malattia, aveva vinto il premio Bontà per aver donato il suo salvadanaio a Team for Children. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare del disastro del maltempo che ha colpito il Veneto 2 giorni fa. Ebbene, a Cavallino Treporti, come sappiamo, il litorale veneziano è una situazione più critica dove si lavora incessantemente e già rispetto a ieri la situazione è notevolmente migliorata, ma si lavora in modo incessante nella zona dei campeggi devastati dalla furia del maltempo per far tornare tutto alla normalità. Ovviamente è un momento molto delicato quello del ponte di Ferragosto, nel frattempo la conta dei danni sale di ora in ora. Allora, per fare il punto della situazione, per il bilancio su la situazione lì sul litorale veneziano, siamo in collegamento con la nostra Lina Paronetto che è proprio tornata a Cavallino per raccontarci cosa accade. Lina. Buongiorno Nicola, sì, a Cavallino davvero sembra una giornata come le altre, ma ancora il rumore delle motoseghe è in sottofondo, si lavora davvero H24, si è lavorato anche nella notte per riportare alla normalità la situazione. Innanzitutto partiamo dalla viabilità, oggi naturalmente è giorno di partenze e arrivi per la settimana clou dell'estate, quella di Ferragosto, traffico intenso, strade tutte libere di fatto. Ieri arrivando qui avevamo trovato qualche difficoltà, invece le piante sono state praticamente tutte rimosse, le strade sono a posto, sono libere, per cui si può transitare qui nella zona dei campeggi senza problemi. In uno dei campeggi, quello che aveva visitato ieri il governatore Zaia, il Mediterraneo particolarmente colpito e dove si è registrato anche un ferito grave, la situazione già da ieri sta migliorando di molto, moltissime piante, ma la conta non è ancora stata fatta, sono state abbattute e ammucchiate agli angoli dei vialetti, di fatto liberate le roulotte, le macchine che erano rimaste sotto, e si sta facendo anche con i clienti tutte le pratiche per quanto riguarda il risarcimento naturalmente dei danni attraverso le assicurazioni di questa calamità eccezionale. Quanto alle condizioni della ospite tedesca che ha riportato una seria frattura vertebrale perché un albero appunto è caduto sulla sua piazzola, la buona notizia
visto che inizialmente si temeva che potessero esserci danni anche permanenti o comunque di lunga durata alla mobilità di questa 42enne tedesca, fortunatamente le notizie sono positive. Il marito ha fatto sapere che i piedi hanno sensibilità, per cui insomma non dovrebbero esserci questi danni, e entro un paio di giorni potrebbe rientrare in patria, mentre i bambini, i suoi figli, sono già rientrati ieri con un nonno. Qui a Cavallino c'è ancora il COC, il centro naturalmente della protezione civile, operativo dei vigili del fuoco, per coordinare tutti gli interventi. Oggi, malgrado l'allerta maltempo, è una bella giornata, le spiagge sono naturalmente piene in vista di questo Ferragosto. Ripeto, sembra una giornata come tutte le altre, naturalmente non lo è, perché si lavora ancora intensamente, ci sono ancora molti uomini al lavoro e la paura è ancora negli occhi di chi ha vissuto quei momenti, anche se molti hanno deciso comunque di proseguire le loro vacanze. Grazie allora Lina Paronetto per il tuo contributo e i nuovi dettagli e i nuovi aggiornamenti ovviamente questa sera nei nostri telegiornali. Intanto il Veneto fa i conti con l'ennesimo disastro, sono 3 eventi nel giro di meno di 2 mesi, ricorderete, dal fiume di fango di Enego, poi passando ovviamente per solo qualche giorno fa a Cortina, milioni di danni e dossier ovviamente da parte delle amministrazioni per ottenere risarcimenti. Enego, 25 giugno, la frana e il fiume di fango mettono in ginocchio Altopiano e Valsugana nel Vicentino, danni milionari e disperazione. Cortina, 5 agosto, la bomba d'acqua, l'esondazione e le rocce che invadono Riogere. Ancora un disastro e la vita di Carla Caturani spezzata dal fiume di detriti che travolge la sua auto. Polesi nel litorale veneziano, 10 agosto, trombe d'aria a 110 km/h, la furia che si abbatte sulle vacanze dei veneti, alberi che crollano come birilli su campeggi e auto, ancora milioni di euro sul conto salatissimo dei disastri del maltempo. Ormai la parola disastro rischia di essere abusata, in meno di 2 mesi 3 eventi catastrofici in 3 province diverse. È l'estate delle emergenze in un Veneto dove il cielo diventa sempre più minaccioso. E lo schema è sempre lo stesso, dopo il caldo soffocante arriva la paura, eventi istantanei e potentissimi. È inevitabile che i flussi di aria calda, quando si incontrano con l'aria fredda che arriva per il cambio che a volte è repentino come in questo caso, di stagione, fa sì che comunque ci siano scariche di eventi catastrofali. Di solito sono trombe d'aria, ma sono anche bombe d'acqua che nel periodo estivo sono molto frequenti, dopodiché il prossimo appuntamento ce lo daranno verso novembre. E così i dossier si moltiplicano a ritmo preoccupante. I comuni raccolgono la stima dei danni da privati e danni a realtà pubbliche, dopodiché si fa la raccolta di tutti i dati e si fa il famoso dossier che avrà il nome dossier tromba d'aria litorale Veneto. Intanto proprio l'emergenza maltempo delle ultime ore ha portato disagi notevoli soprattutto ad Abano Terme, perché per l'assenza dei vigili del fuoco impegnati tutti quanti nelle zone colpite. Per far fronte all'emergenza seguita alla tromba d'aria che ha devastato la costa veneta, molti distaccamenti dei vigili del fuoco padovani sono rimasti senza personale, lasciando scoperti intere zone della provincia di Padova, con conseguenti ritardi nell'arrivo dei soccorsi in caso di emergenza. La denuncia arriva dalle rappresentanze USB dei pompieri. A causa dell'emergenza maltempo, infatti, la notte scorsa è rimasto chiuso il distaccamento di Este, che è stato inviato a rinforzo del comando di Rovigo. Oggi invece il personale in servizio nella sede di Abano Terme è stato inviato ad Este, con la conseguente chiusura della sede del bacino delle Terme Euganee. Questo è un fatto grave se si pensa alla notevole affluenza dato il periodo estivo. Villeggianti e popolazione che in caso di necessità dovranno attendere diverso tempo, hanno scritto sempre in una nota la rappresentanza sindacale USB dei Vigili del Fuoco, che per questo ha dichiarato lo stato di agitazione provinciale. In tutta la provincia di Padova infatti ci sono appena 28 Vigili del Fuoco in servizio a fronte di 1 milione di abitanti. La cronaca adesso, una notizia giunta poco fa, coltellata sotto il ponte principale di San Donà di Piave. L'allarme è scattato stamane sotto il ponte della Vittoria, davanti agli occhi dei passanti. Secondo le prime indiscrezioni, una donna ucraina di 48 anni sarebbe stata aggredita dall'ex marito che l'ha ferita al collo con un rasoio. 3 colpi che l'hanno colpita prima al collo, poi alla spalla e al polso, probabilmente mentre la donna cercava in ogni modo di difendersi dalla furia dell'ex compagno. Questione di pochi centimetri e il colpo avrebbe potuto reciderle la carotide e risultarle fatale. Soccorso al personale 118
è stata trasportata d'urgenza in ospedale e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che ora stanno dando la caccia all'aggressore scappato a piedi. Si tratta di un cittadino di origine bosniaca di 53 anni, residente in Germania. E ancora la cronaca, sempre dal veneziano, con un ricatto a luci rosse, la vittima, un anziano, una donna, è stata arrestata. Un settantenne in mutande sul divano accanto a una giovane donna, fotografie in atteggiamenti compromettenti scattate all'insaputa dell'anziano che la focosa compagna voleva barattare in cambio di denaro. Diverse migliaia di euro che l'uomo aveva già iniziato a versare per paura di vedersi rovinare famiglia e reputazione. È un'estorsione in piena regola quella che una 31enne di nazionalità romena ha ordito con la complicità della sorella più giovane che i carabinieri di San Donà di Piave hanno fermato dopo che l'uomo, vinta la vergogna, si è deciso a denunciare. La 31enne aveva chiesto 6.000 euro in cambio di quelle foto, l'anziano gliene aveva dati 4.000 nel luogo pattuito fra Quarto d'Altino e Meolo. All'appuntamento per la consegna dell'ultima tranche davanti alla donna si sono presentati i carabinieri che l'hanno arrestata in flagranza. Secondo quanto si è appreso, fra il settantenne e la 31enne la conoscenza andava avanti da un certo tempo. Lui le faceva regali e la pagava in cambio di favori sessuali. Poi la presunta relazione avrebbe preso una piega inaspettata. In occasione di uno degli ultimi incontri nell'abitazione di lei a Quarto d'Altino si è nascosta la sorella più giovane che, d'accordo con la donna, ha iniziato a scattare foto col telefonino. Pochi giorni dopo nel cellulare del settantenne i primi messaggi con la richiesta esplicita di denaro. Tutte le foto incriminate sono state recuperate dai carabinieri che dopo l'arresto hanno trasferito la 31enne nel carcere veneziano della Giudecca. Ieri, durante l'udienza di convalida, la donna ha ammesso le sue responsabilità pur fornendo una versione diversa dei fatti contestati. In giornata il giudice deciderà sull'ordinanza di custodia cautelare. E blitz dei carabinieri in un appartamento di Marghera, in manette un 33enne, un pusher arrestato per traffico di una particolare quanto pericolosissima droga, la cui assunzione può portare anche alla follia. Spacciava la droga che in gergo si chiama di Hulk o di Hitler perché è capace di scatenare nell'assuntore effetti altamente aggressivi tali da portare anche alla pazzia. È un cuoco di 33 anni originario del Bangladesh, l'uomo arrestato nel blitz dei carabinieri in un appartamento di Marghera con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope. Regolare in Italia dal 2003 con un lavoro in un ristorante del centro storico, una moglie e un figlio che al momento sono in Bangladesh, l'uomo è ritenuto responsabile di avere immesso nel mercato veneziano e del litorale centinaia, forse migliaia di pasticche di Yaba. 500 quelle già pronte per lo spaccio trovate nel suo appartamento, oltre a denaro contante che secondo gli investigatori è provento dell'attività illecita. Il 33enne si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore. Durante l'udienza preliminare si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le pasticche di Yaba sono piccole e di colore rosso, l'effetto allucinogeno è devastante, dura oltre 8 ore e causa una sensazione di potenza fisica smisurata che sfocia nell'aggressività che l'assuntore sfoga contro se stesso e gli altri. La droga di Hulk costa relativamente poco, una pasticca si vende a 10 euro circa ed è molto diffusa anche perché pare aiuti a stare svegli per molte ore. Ed ora parliamo di grandi opere della Pedemontana Veneta, contro la quale si scaglia il Codacons del Veneto, dicendo che i volumi di traffico, secondo il nostro studio, non copriranno mai i costi e quindi a pagare di fatto la Pedemontana saranno i veneti. Per questo sono in ballo un ricorso al TAR e un esposto alla Corte dei Conti. Abbiamo fatto un conto molto semplice, se si in Veneto tiene la curva delle culle a quota 38.000 che sono nati nel 2016, noi avremo un costo per questi ragazzi nel 2017, ogni anno quando nasce un giovane veneto avrà un debito per Pedemontana di 2.500 euro. I cantieri della Pedemontana Veneta vanno fermati o a pagare il prezzo di quest'opera scellerata saranno i veneti del futuro. L'appello arriva dal Codacons che sta facendo di tutto per bloccare i lavori della superstrada per via legale, con un ricorso già presentato al TAR e un esposto alla Corte dei Conti. Non siamo contrari agli scopi di quest'opera, puntualizza Franco Conte, ma ai sistemi impiegati per realizzarli. Noi vediamo che di fronte
fronte alle pressanti domande della Corte dei Conti, che ha chiesto esattamente qual è il costo complessivo, qual è il piano finanziario esatto, quali sono i supporti di volume di traffico che non risultano congrui rispetto alle risultanze di tipo europeo e anche di altre società che avevano preso in esame questo problema, è che lui riveda la situazione e proponga delle soluzioni alternative. Soluzioni che esistono, sostengono dal Codacons, e consistono in una serie di modifiche e interventi sulla viabilità ordinaria. Nel corso del dibattito sul territorio sono state presentate diverse ipotesi praticabili. Quello che i cantieri sono già aperti e il cammino dell'opera non si può più fermare è un argomento che rifiutiamo. Come è successo con il Mose, e non possiamo non finirlo, e valutiamo la soluzione migliore per tenere utile quello che è utile e di sincronizzare sulle nuove prospettive che, torno a dire, sono molto economiche, quindi anche qualche costo che andasse perduto viene recuperato nella visione economica globale. Allora il referendum per l'autonomia del Veneto il 22 ottobre, non solo il comitato del sì del centrodestra, insomma con la Lega in testa, ma anche un comitato del sì di una parte del centrosinistra. Veneto Vivo per il sì all'autonomia, si chiama così il comitato costituito da Simonetta Rubinato, deputato onorevole del Partito Democratico, insieme a un gruppo di promotori allo scopo di operare attivamente per la campagna referendaria, sviluppando la conoscenza e l'informazione sui contenuti del quesito referendario per favorire la più ampia partecipazione e l'esito favorevole del referendum consultivo che si terrà il 22 ottobre prossimo. Non stiamo discutendo di programmi di partiti di destra o di centro o di sinistra, spiega Rubinato, il referendum per l'autonomia del Veneto interessa tutti i veneti e anche chi ha scelto di lavorare in questa regione, e noi invitiamo tutti a partecipare e a votare sì perché la posta in gioco, dice Rubinato, è la libertà. Adesso torniamo alla cronaca con davvero una incredibile, singolare vicenda che viene da Padova, una coppia di turisti che prende il treno da Padova, però sale sulla carrozza ma dimentica i figli piccoli sui binari. Sentiamo allora il nostro Guido Barbato. Buongiorno dalla stazione ferroviaria di Padova. Sono saliti sul Freccia Argento per Roma delle 13:53 di ieri, partenza dal primo binario, ma un papà e una mamma cinesi non si sono accorti che nel momento in cui il convoglio stava lasciando la stazione ferroviaria di Padova, a bordo mancavano i loro due figlioletti di 6 e 9 anni, un maschio e una femmina. Il piccolo dramma deve essere successo per Freccia, il treno è partenza per la capitale. Gli agenti della polizia ferroviaria di pattuglia al binario 1 si sono invece accorti del bambino e della bambina che si tenevano per mano e che guardavano immobili il treno che partiva e che il marciapiede rimaneva deserto. L'agente di polizia Adele si è avvicinata ai piccoli e qui sono iniziati gli inevitabili problemi con la lingua, al che la poliziotta ha preso per mano i due per farli allontanare dalla linea gialla, quindi ha cercato all'esterno della stazione una persona cinese per farsi aiutare nella traduzione. In poco tempo è arrivata la conferma che i genitori erano sul treno appena partito per Roma. Contattato il capotreno del Freccia Argento, i due bimbi sono stati portati nell'ufficio di polizia, avvisati che mamma e papà presto sarebbero venuti a prenderli e messi a loro agio con una merenda e davanti al loro canale preferito di cartoni animati. Verso le 17:30 i 4 componenti della famiglia, residenti in Spagna, potevano riabbracciarsi e riprendere la loro vacanza in Italia. Da Padova è tutto, lì nello studio. Grazie a Guido Barbato. E sempre a Padova, atterraggio d'emergenza a Chiesa Nuova, momenti di panico per gli occupanti di una mongolfiera. Atterraggio d'emergenza di una mongolfiera a Padova in zona Chiesa Nuova, brividi ad alta quota per gli occupanti che si erano levati in volo questa mattina alle prime luci dell'alba. All'improvviso il megapallone si è trovato in difficoltà, immediato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. L'atterraggio è avvenuto tra via Pelosa e via Dini. I pompieri hanno dato una mano agli occupanti ad uscire dalla mongolfiera. Sul luogo dell'atterraggio sono arrivati anche i sanitari del SUEM 118. Fortunatamente gli occupanti della gonfiabile non hanno riportato ferite. Adesso sentite cosa si è inventato un automobilista di Rovigo pur di non pagare le multe. Fingere il furto della propria auto per non dover pagare le multe. Il singolare escamotage è stato tentato da un rodigino, smascherato però dai carabinieri di Ercopolesine, che sperava in questo modo di sottrarsi dal pagamento delle sanzioni a carico del suo veicolo, peraltro già sottoposto a confisca, comminate per alcune violazioni al codice della strada.
L'uomo, che si era servito della denuncia di furto per fare ricorso all'autorità giudiziaria, ha continuato comunque a circolare come se nulla fosse, con l'auto certificata come rubata. Per lui una denuncia per simulazione di reato e falsità ideologica. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora a servizi per la prima edizione del nostro telegiornale. Rieccoci in studio, telegiornale, prima edizione di Antenna 3. Oggi alle 16 il paese intero di Fossò si fermerà per salutare la piccola Aurora Maniero, la bimba di appena 8 anni uccisa da una malattia che non le ha lasciato scampo. Nella parrocchia di Fossò saranno in molti a voler salutare questa piccola, simbolo del coraggio ma anche della generosità. Lo ricorderete, 3 anni fa, a 5 anni, donò tutti i soldi che aveva nel suo salvadanaio l'associazione benefica Team for Children e ricevette per questo il premio Bontà. Quindi alle 16 chiesa parrocchiale di Fossò, tutto il paese che si stringerà attorno alla famiglia della piccola. Ed ora parliamo delle città alle prese con il degrado. Lo sappiamo, l'abbiamo più volte raccontato per Venezia ma anche per altre città importanti del Veneto, a partire da Padova. Padova, la denuncia dell'ex vice sindaco Eleonora Mosco, che chiama subito in causa il neosindaco Giordani, dicendo Padova in balia del degrado anche in centro, come testimoniano delle foto sul web. Mentre priorità per il sindaco Giordani è l'aumento del 150% degli stipendi del proprio portavoce, portaborse, portatutto del suo staff, o la priorità è occuparsi di come e a chi soprattutto dare i nuovi incarichi e le nuove poltrone, pensare a quale amico dell'amico doverle destinare, le priorità dei padovani sono tutt'altre. Un'amministrazione lontana dai cittadini in una città, Padova, sempre più vittima del degrado e della mancanza di sicurezza. L'ex vice sindaco Eleonora Mosco denuncia attraverso fotografie e filmati che le sono stati inviati dai cittadini e che ha diffuso su Facebook la pericolosa china che sta prendendo Padova. Basta girare per le vie del centro storico, come ho fatto in queste ore, vedere gente che defeca in Piazza De Gasperi alla luce del sole, e io pongo una questione, mi faccio una domanda, e la domanda è se è normale vedere una Padova che diventa una latrina a cielo aperto, se è normale vedere gente veramente che spaccia e che gioca a calcio nel pieno della notte ubriaca e nuda lungo le vie principali del centro storico, se è normale vedere accattoni molesti in giro per le piazze tutte le ore. Foto e video hanno già fatto il giro del web, scatenando un dibattito che pare essere destinato a durare a lungo. La conclusione dell'esponente di Forza Italia è una staffilata al sindaco Giordani e al suo portavoce Bettin. Bisogna intervenire prontamente e non leggere comunicati o testi scritti dei propri portavoce, ma bisogna avere coraggio e competenza per gestire una città complessa come Padova. I padovani non hanno più tempo da aspettare. A Vicenza invece, come sappiamo, uno dei punti critici su questo fronte è Campomarzo. Allora vediamo come si cerca di contrastare il degrado. Campomarzo non può e non deve essere associato solo al degrado, non può e non deve diventare un luogo blindato dove tra telecamere e forze dell'ordine diventa per le famiglie poco attrattivo passeggiare. Per il Movimento 5 Stelle il grande prato verde, porta d'accesso alla città, deve tornare ai cittadini. Campomarzo deve ritornare una risorsa per la città, deve tornare una risorsa per i cittadini vicentini. È chiaro però che non bastano le intenzioni, ma servono passi concreti. Bisogna volerlo politicamente, occupare Campomarzo con delle attività ben precise, attività culturali, spettacoli. Risorse economiche e volontà politica, le parole chiave, e se politica deve essere, il Movimento 5 Stelle prende la palla al balzo e lancia una proposta. E adesso iniziamo un anno di campagna elettorale, facciamole lì tutti i comizi elettorali, cominciamo a prendere possesso del territorio. E visto che ci siamo, perché non spostare per un anno le iniziative che si tengono nel salotto buono della città, Piazza dei Signori in Campomarzo? Qui abbiamo bisogno che non ci sia l'evento spot. Festa Ambiente è stata una cosa positiva, avere tenuto il territorio occupato, ma bisogna farlo tutti i giorni, quindi eventi sportivi, eventi musicali. Chiediamo aiuto alle scuole che facciano degli eventi, con le scuole superiori, bisogna proprio
andare a 360 gradi. Ne abbiamo parlato all'inizio del nostro telegiornale, la corsa contro il tempo, il Cavallino, perché tutto sia pronto e perfetto per il Ferragosto, visto quello che è successo. Perché? Perché ci si avvicina, ormai si è dentro il ponte più importante dell'estate per il turismo, il ponte di Ferragosto. Ma ora dove andranno i veneti? Restano a casa oppure scelgono una meta a particolare? Noi l'abbiamo chiesto ai trevigiani. Dove passa il Ferragosto? Il Ferragosto lo passiamo a casa perché i soldi sono quei che sono. Il Ferragosto sono a casa perché non scherzo, con la pensione che ho non si può andare in ferie. A casa ancora. Non ho ancora deciso. Questioni economiche o proprio solo di idee? È la settimana lavorativa, sto a casa solo il 15 e quindi... Insomma non sono più i Ferragosti di una volta? No, ci sono, per me quest'anno va così. Dove passi il Ferragosto? Non lo so ancora. Come mai? Con gli amici? Sì, molto probabilmente sì, devo ancora comunque decidere, manca ancora qualche giorno, c'è tempo per organizzarsi. Vicino a casa o fuori casa? Penso vicino a casa, sì. Questioni economiche? Ma no, giusto di solito con gli amici ci troviamo a casa, tipo Vigliata, è la cosa migliore secondo me per passare il Ferragosto senza andare troppo in giro. Sempre in casa, dai. In casa. Ma per una questione così di tranquillità o economica? Questione di soldi. Non lo so ancora, sinceramente. Ma perché indecisa? Perché gli amici o per una questione economica? No, perché non abbiamo ancora deciso, facciamo una cosa all'ultimo minuto quest'anno. Secondo lei c'è tanta presenza di stranieri per questo Ferragosto a Treviso? Sì, certamente ci sono parecchi stranieri, cioè stranieri, tanti italiani naturalmente di altre città, ma anche stranieri, sì. Ferragosto in dolce attesa? Sì, non ci si può muovere, comunque per fortuna oggi il caldo ha dato un po' una tregua e quindi bene. A quanto liete vendo? Oggi dovrebbe essere la data, poi vediamo. Magari capiterà proprio a Ferragosto. Io spero prima. Grazie. Auguri alla mamma, allora alla futura mamma per questa nascita. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo e con questo ci salutiamo. Grazie per aver seguito, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Torna stabile il tempo sulle nostre regioni, sarà un bel sabato di sole e con clima mite, salvo rare precipitazioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto si rinforza l'alta pressione, bella giornata soleggiata e stabile pressoché ovunque, salvo una locale e parziale nuvolosità, specie sulle Alpi. Come detto, il clima sarà estivo, molto gradevole, con temperature massime tra i 23 e i 30 gradi, minime sui 14-17 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia? Anche qui sarà ampiamente soleggiato e stabile ovunque, da evidenziare soltanto qualche addensamento sul Goriziano anche con rari rovesci associati. Temperature massime tra i 26 e i 28 gradi, minime previste tra 16 e 18 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qualche pioggia sulle Alpi di confine, prevale il tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto dei settori. Temperature massime sui 27 gradi, minime previste mediamente sui 15-16 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nella laguna di Venezia, i venti invece saranno moderati e nord-occidentali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.